A Isola Verde di Chioggia, secondo giorno di attività di screening al villaggio vacanza dove si è registrato il cluster di positività al Covid con variante Delta. Dei 500 tamponi rapidi di terza generazione effettuati in totale con la prima giornata, tra i 300 del personale del campeggio, allenatori, cuochi, animatori e un centinaio tra turisti, ragazzi e familiari, un unico sospetto positivo, il risultato poi negativo con secondo tampone molecolare. Al momento resta sospesa l'attività del camp estivo di rugby del villaggio. L'organizzatore Mauro Bergamasco ha deciso così di annullare l'ultima settimana dal 4 al 10 luglio è prevista presso il villaggio. La scelta, dice, dolorosa e concertata insieme alla direzione della struttura ospitante e maturata negli ultimi giorni, dopo aver valutato con attenzione i possibili sviluppi della situazione sanitaria. Variante Delta è arrivata anche a Mestre, dove è ancora ricoverata all'ospedale dell'Angelo la persona originaria dell'estremo oriente, con un suo familiare proveniente dalla stessa area geografica ugualmente positivo, ma isolato, a domicilio e asintomatico. Senza sintomi è in quarantena anche una terza persona, stavolta italiana, è rientrata dall'estero.